Abbiamo appena terminato la serata dello sport numero 1, la prima serata che San Pietro di Feletto ha voluto, l'amministrazione comunale di San Pietro ha voluto per premiare e rendere noto al pubblico, a tutti i cittadini di San Pietro, quelli che sono i propri cittadini sportivi che primeggiano nelle tante discipline sportive che oggi ci sono nel panorama sportivo. Ecco quindi che proprio partendo dal fatto che quest'anno siamo Comunità Europea dello Sport, in quanto abbiamo partecipato a una candidatura con altri 38 comuni, quindi un territorio di 39 comuni, che si è candidato per essere territorio Comunità Europea dello Sport. Nell'ambito di questo progetto a cui abbiamo partecipato è nata l'idea e ci siamo chiesti: ma che cosa San Pietro fa per lo sport? Quali sono i suoi sportivi e quali strutture abbiamo a disposizione? Tutto naturalmente finalizzato ad offrire un panorama di strutture che possa offrire un buon servizio alla comunità. Quindi partendo da questi ragionamenti abbiamo ricercato i nostri campioni e più li cercavamo più ne trovavamo. Non è stata un'operazione facile perché non c'è un elenco ufficiale nelle tantissime discipline che ci sono. È facile trovare il campione del mondo di una determinata disciplina, meno facile magari è trovare il campione regionale del nuoto piuttosto che di altre discipline. Ecco quindi che dopo questa ricerca abbiamo individuato circa una ventina di campioni che abbiamo nel nostro territorio, sia campioni con una carriera alle spalle importante, pesante direi, che campioni emergenti. Ne cito due, da Pradella, triathlon, al maestro Carmeni, una carriera che sta per nascere, invece un premio alla carriera di un nono dan di judo importantissimo, unilimpionnico nel 1964. Ecco, questo noi abbiamo voluto presentare al pubblico di San Pietro e delle comunità che hanno voluto essere qui con noi questa sera, e con noi c'era il presidente provinciale del CONI proprio a sottolineare l'importanza del momento. Quindi un momento di riflessione, se vogliamo, sull'attività e sulla pratica dello sport come attività che fa bene al nostro fisico, alla nostra psiche, che aiuta a vivere meglio, e una riflessione appunto su quelle che sono le nostre strutture a disposizione della comunità. Che cosa ne pensate di questa serata e che cosa ci dite del significato dello sport che ha avuto e che ha nella vostra vita? E naturalmente è una serata molto bella qui a San Pietro di Feletto, è un onore essere qui e lo sport è tutta la nostra vita, e sulla base della nostra esperienza, delle persone che abbiamo incontrato, delle nazioni che abbiamo visitato, non possiamo immaginare una vita senza lo sport. Concordo, e è proprio bello essere qui questa sera di supporto a questa serata. Che cosa ci raccontate sulla vostra esperienza nella squadra Moco Volley e in relazione ai successi che avete avuto? Per prima cosa è un posto molto bello dove giocare e la comunità è sempre molto gentile con noi. Siamo una bella squadra, abbiamo avuto successo e vogliamo fare sempre meglio. Speriamo di continuare così in questa stagione. Yeah, we hope with the Super Cup that we won, that we can continue like this season. Concordo, secondo me è un'esperienza incredibile ed è una squadra molto bella dove giocare, come il posto che è molto bello. Che consiglio dareste a chi vuole intraprendere un'esperienza, una carriera nello sport? Ma mi viene da pensare ai bambini, quindi ripenso ai miei genitori che mi hanno sempre supportato, specie nei giorni negativi. Non mi hanno mai forzato, ma mi hanno sempre incoraggiato. Sometimes you have bad days. They were always there to support me and they never pushed me. Quindi credo che il supporto della famiglia sia la cosa principale per questo. So I think for me that was the main base of how I am now.